Queste le immagini girate in mattinata da un telespettatore clodiense. Nessuno si sta interessando a noi, ha detto, ci hanno dimenticati e intanto l'acqua arriva nelle case. A distanza di qualche ora, infatti, nella zona in prossimità del fiume Frattagorzone, alcune famiglie sono poi state evacuate. Noi oggi subiamo le conseguenze di giornate di pioggia ininterrotta e purtroppo sono stato costretto a firmare questa mattina questa ordinanza rispetto a 7 famiglie in particolare, meglio 13 erano quelle interessate, ma 7 quelle che hanno avuto comunque necessità di assistenza da parte del comune, non potendo trovare collocazione presso amici o parenti. Ecco, rispetto a questo è chiaro che sono sempre scelte dolorose da fare, ma imposte dalla situazione di grave emergenza che ci riguarda oggi. Confidiamo che i prossimi giorni, anche se le notizie non sono particolarmente confortanti sul punto, che il tempo possa migliorare, che queste famiglie possano ritornare a casa. Il sindaco Casson non è sorpreso, da tempo infatti chiede degli interventi senza essere ascoltato. È una zona che è molto delicata, le cui criticità sono note qui in comune, al punto che abbiamo segnalato in più occasioni con grande fermezza alla Regione Veneto, al Genio Civile, la necessità di realizzare interventi strutturali che purtroppo non vi sono stati. E oggi ancora una volta siamo chiamati a lavorare in emergenza, cosa che vorremmo non dovesse mai succedere più. Noi abbiamo chiesto in più occasioni, durante lo scorso anno, anche l'anno precedente, abbiamo organizzato a inizio di quest'anno una riunione con tutti i soggetti interessati, i vari consorzi di bonifica, il Genio Civile, la Regione, senza che però vi fosse una risposta concreta e immediata. Io non posso che comprendere le difficoltà legate alla scarsità di risorse, ma credo che il tema della emergenza idrogeologica sia un tema che vada affrontato con assoluta priorità rispetto ad altre questioni di minore importanza.